Soffia sempre più forte il vento della crisi attorno all'edilizia e al legno, raggelanti i numeri che rimbalzano da Castelbrando, dove 250 delegati trevigiani e bellunesi hanno partecipato al congresso di unificazione della Filca delle due province, nell'ambito del processo di accorpamento avviato dalla CISL. Dall'inizio della difficile congiuntura, fra Treviso e Belluno nel comparto sono stati persi 15.000 posti di lavoro ed è stato registrato un calo del 30% di iscrizioni alla cassa edile. In un tessuto economico tanto lacerato, il rischio, secondo il sindacato, è di infiltrazioni criminali. I primi che si devono fare avanti, i primi che devono battere un colpo forte, che sarebbe anche ora, è la Regione Veneto in primo luogo e poi ovviamente anche il Governo nazionale. Proprio la politica e i lavoratori delle costruzioni del mobile chiedono una radicale revisione del patto di stabilità per cominciare a sbloccare almeno le commesse pubbliche. Dare la possibilità ai comuni di spendere i soldi che molte volte hanno in cassa, riuscire a fare in modo che le imprese edili abbiano i pagamenti da parte appunto delle pubbliche amministrazioni e possibilmente accorciare anche i tempi dei pagamenti stessi. E proprio Orru, al termine delle votazioni, è stato eletto alla guida della nuova segreteria unitaria Treviso-Belluno, una categoria che ora potrà contare sulla forza di quasi 10.000 iscritti. Maggior potere contrattuale e maggior conoscenza delle diversità dei territori che devono trasformarsi in quella che può essere una nuova linfa per la nuova contrattazione per risolvere quelle che sono le problematiche dei lavoratori.